Carola De Paoli, l'ANDA è sempre impegnata su tematiche di grande rilievo. Giovedì si parla di mafia. Come lo farete? Ci incontreremo al Circolo Empedocleo e tratteremo nel corso di un convegno, perché come nello stile dell'Ande sarà sempre convegno aperto a tutti, ma che questa volta ha anche la forma di seminario, perché è rivolto ai giornalisti con crediti formativi. L'argomento sarà nuovi codici e nuova narrazione della mafia. Avremo il piacere di avere con noi giornalisti, il dottore Mario Barresi della Sicilia, il dottore Riccardo Loverso del quotidiano online Live Sicilia, e il professore Pira, professore sociologo, professore di comunicazione e giornalismo presso l'Università di Messina, che quindi animeranno il dibattito. In sostanza si parte dalla considerazione del cambiamento radicale che ha subito negli ultimi decenni la mafia, passando da una caratteristica tipica che era quella dello stragismo, della violenza conclamata, aperta, ad una mafia più silente, più subdola. Una mafia che ha cambiato viso, ha cambiato forma, cerca di assumere una forma di, diciamo, quasi come di elite, e di andare a incidere su quel confine, diciamo quasi anche impalpabile, tra legalità ed illegalità. Cerca di insinuarsi. Il punto forte su cui appunto si sta muovendo in questi ultimi tempi la mafia, questa organizzazione criminale, è appunto che ha cambiato aspetto la modalità di comunicazione, quindi cercando di utilizzare anche le moderne tecnologie, mentre di contro vi è una percezione da parte dell'opinione pubblica, quindi della non pericolosità di questa mafia, proprio perché non abbiamo l'aspetto della violenza che era eclatante, che era odioso naturalmente a tutti, non solo a chi la subiva ma anche agli altri. Quindi diciamo che la mafia, per concludere, possiamo dire che la nuova mafia ha una comunicazione che va oltre il linguaggio. Possiamo dire anche che non è solo e semplicemente un codice, ma vi è anche dietro un ragionamento. E su questo rifletteremo? Giovedì prossimo, giorno 20, alle ore 16, presso il Circolo Empedocleo.